Ed ora la pagina della cultura, cominciamo dal festival Vicino Lontano in cui si è parlato anche di contaminazione tra le lingue. Ad affrontare il tema in un incontro promosso dall'Arlef è stato lo scrittore olandese Gaston Dorren, linguista, autore di best seller internazionali. Vediamo. È olandese, di lingue ne conosce 15 ed è autore di best-seller internazionali, forte di una grande capacità di illustrare con chiarezza concetti che semplici non sono. Lo scrittore Gaston Dorren è stato tra i protagonisti di Vicino Lontano, con l'incontro Misticanze linguistiche, contaminazioni, eredità e prestiti fra le lingue, organizzato dall'Arlef. Un'occasione per riflettere su come ogni lingua viva subisca nel tempo modifiche e contaminazioni che contribuiscono a trasformarla e su come ogni cambiamento linguistico sia un segno di vitalità e di ricchezza culturale. Gli scambi linguistici avvenuti in Europa, Italia e Friuli presentano infatti sorprese che hanno determinato l'evoluzione degli idiomi che oggi parliamo. Queste contaminazioni sono essenziali, appunto le lingue vengono sempre e continuamente contaminate, subiscono i cambiamenti dovuti proprio all'influenza, all'impatto di altre lingue, è un processo logico che succede tutto il tempo anche se non sempre ce ne rendiamo conto. C'è qualche lingua che più di altre ha subito queste contaminazioni, lingua magari europea? Allora sì, direi soprattutto l'inglese che tra l'altro è la lingua che sto parlando adesso, è quella che ha subito tra virgolette più contaminazioni, al di là che siano positive e negative, e ha subito l'impatto di tante altre lingue, tra cui ad esempio il norvegese, il latino, il francese, l'olandese, l'indi e anche altre, e anche posso citare la lingua celtica gallese.